Buongiorno e benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tanta cronaca, tante notizie da tutto il Veneto. Le nostre redazioni hanno già prodotto i primi servizi su quello che è avvenuto nelle scorse ore nella nostra regione. Purtroppo ci sono sempre notizie di cronaca nera, incidenti, furti, rapine, seguiti di altre notizie che abbiamo dato magari nella serata di ieri. E poi però bisogna comunque parlare della polemica legata a quello che è successo a Rimini durante la Dunata degli Alpini. Abbiamo delle dichiarazioni importanti del presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero. Abbiamo i temi di questo momento, ovvero il costo delle materie prime, le difficoltà per le famiglie, le difficoltà per le imprese del Veneto in una situazione molto complicata. Il Covid, sono arrivati i dati, vedrete che cosa sta cambiando, cerchiamo di capire dove andiamo e stiamo attraversando, questo è conclamato, la prima ondata di caldo di questo 2022, lo certificano i meteorologi, poi vediamo di vedere assieme qualche dato, quindi un'ora e mezza di Focus TG con tantissime notizie da tutto il Veneto e oltre. Iniziamo dalla Marca Trevigiana, c'è stato l'ennesimo incidente stradale nella serata di ieri, vediamo. Prima lo schianto, poi le fiamme che hanno avvolto entrambi i mezzi, ripresi dai testimoni atterriti. E l'arrivo in emergenza dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del SUEM. C'è un 37enne grave in ospedale a Treviso dopo l'incidente avvenuto poco dopo le 21 di ieri a Conegliano. È il Centauro che si trovava in sella alla moto finita per cause da accertare contro una Golf guidata da un 30enne. L'auto stava per entrare nel parcheggio di un locale quando è sopraggiunta la moto dalla direzione opposta, lungo la Pontebana. Impatto violentissimo, il 37enne è stato sbalzato diversi metri in avanti, mentre in pochi istanti entrambi i mezzi hanno preso fuoco. L'automobilista ferito leggermente ha fatto in tempo a uscire dalla vettura prima che fosse troppo tardi. Molto gravi invece le condizioni del Centauro, intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale Cafoncello, mentre i vigili del fuoco hanno spento il rogo che ha distrutto auto e moto. Sul posto, per i rilievi, sono giunti anche gli agenti del commissariato di Conegliano. In un altro incidente, sempre nella Marca Trevigiana, aveva perso la vita Davide. Vi ricorderete una vicenda che aveva sconvolto l'intera comunità e non solo. Proprio in queste ore è in corso l'autopsia sul corpo. Davide, figlio e amico che ci ha lasciato. È il messaggio che incornicerà la veglia stasera nella chiesa di Morgano. Presenti amici e cittadini per ricordare il 17enne morto nel tragico schianto di Paese domenica sera, quando in sella al suo scooter è stato travolto dall'auto di Samuel Seno, il 28enne agente di polizia ora indagato per omicidio stradale e che si è messo al volante con un tasso alcolico fuori norma. Un dolore che continua a sconvolgere tutta la comunità. In queste ore intanto il medico legale sta eseguendo l'autopsia sul corpo del 17enne, un atto dovuto disposto dal pubblico ministero per avere un quadro completo di ciò che è avvenuto in via Olimpia a Paese. Solo ad accertamenti completati sarà possibile fissare la data dei funerali che si svolgeranno probabilmente all'inizio della prossima settimana. Parliamo ancora di incidenti stradali dall'esito mortale, ma ci spostiamo nell'Alta Padovana. Vi ricorderete la vicenda della persona investita e uccisa da una macchina che poi si era allontanata dal luogo dello scontro avvenuto a Cittadella. In seguito il conducente della vettura si è presentato spontaneamente alle forze dell'ordine. Adesso cominciano a filtrare alcune prime ammissioni di questa persona. Sentiamo. Non pensavo di aver colpito una persona e poi ho avuto paura. Sono state queste le prime ammissioni del giovane pirata della strada che sabato sera ha investito Gabriella Beltramello, 73enne infermiera in pensione dell'ospedale di Cittadella, che è spirata la mattina seguente. Il ragazzo, 22enne, nelle scorse ore si è presentato spontaneamente insieme ai genitori in caserma dai carabinieri. Ha confermato di essere lui alla guida dell'Alfa Romeo Giulietta che ha urtato la donna in via Cesaretta a Cittadella. I danni riportati dalla macchina del giovane sono proprio compatibili con la dinamica dell'incidente. I carabinieri di Cittadella stavano arrivando a lui dopo aver repertato una parte dello specchietto retrovisore rimasta a terra dopo l'impatto. L'incidente è avvenuto a 200 metri dalla casa in cui l'infermiera viveva con il marito. La donna stava rientrando nella sua abitazione dopo aver trascorso il pomeriggio con il figlio e i nipotini. Il 22enne investitore
l'aggressore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Padova per omicidio stradale con l'aggravante dell'omissione di soccorso. Ora altre informazioni utili per ricostruire la dinamica dello schianto potrebbero arrivare dall'autopsia disposta dal magistrato che sta indagando sulla caduta e che si svolgerà nelle prossime ore. Restiamo a Padova perché proprio questa mattina si è svolto o si sta svolgendo comunque l'interrogatorio di garanzia nei confronti dell'uomo che ha tentato di uccidere la moglie dalla quale si stava separando. Solo la forza di volontà di una donna che vuole vivere a tutti i costi e il fatto di trovarsi in una casa con possibilità di fuga. Questo ha permesso alla 51enne operatrice sanitaria aggredita dal marito, ora in carcere, di salvarsi. Stefano Fattorelli, accusato del tentato omicidio della moglie da cui si stava separando, non ha colpito la donna solo alla schiena con una coltellata, ma le ha inferto numerosi colpi anche al torace e in una zona molto vicina ai polmoni, colpi in grado di uccidere. Prima di crollare a terra, la 51enne ha lottato, fuggendo nelle stanze della casa e riuscendo ad aprire il portone d'ingresso per dare l'allarme ai vicini. Sul suo corpo molti lividi, prova tangibile di una colluttazione, un'aggressione che sembra una fotocopia di quella che Stefano Fattorelli mise in atto nel 1999 quando uccise la compagna di allora, Vilma Marchi, 50enne, aspettata fuori da un cimitero di Grezzana nel Veronese, fatta salire in auto e uccisa con 33 coltellate. Per questo delitto aveva scontato 6 anni di carcere, poi nel 2011 era tornato in cella con l'accusa di stalking nei confronti di una psicologa del carcere che si occupava della sua rieducazione e con cui aveva allacciato una relazione. Ora le condizioni della 51enne sono stabili ma ancora gravi nonostante sia stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico in azienda ospedaliera. La storia con l'attuale compagna si era conclusa da poco, intorno al 20 di aprile. In questo periodo iniziano a comparire sul profilo Facebook dell'uomo messaggi infamanti e carichi di odio, un'escalation culminata con l'aggressione di martedì all'interno della loro abitazione di via Cafasso all'Arcella. Restiamo nella pagina della cronaca perché i carabinieri sono dovuti intervenire ad Arzignano per una lite nella quale un uomo ha minacciato una donna con un coltello. Arzignano ha minacciato una donna con il coltello ed è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata e porto abusivo d'armi, un 50enne di Arzignano. Tutto è successo l'8 maggio, quando alla centrale operativa di Valdagno è arrivata la segnalazione di una lite in atto in Viale dello Sport. Un uomo stava minacciando una donna di 45 anni con un coltello. Arrivati sul posto, i militari hanno identificato i due e dopo la perquisizione hanno trovato nella disponibilità dell'uomo un coltello di oltre 20 centimetri che è stato subito sequestrato. L'uomo condotto in caserma è stato denunciato per le minacce e il porto abusivo del coltello. Rimaniamo nel Vicentino, anzi ci spostiamo nel capoluogo berico dove è stato messo a segno l'ennesimo cosiddetto pattuglione interforze. Vediamo com'è andata. Un cittadino dello Sri Lanka, privo dei requisiti di permanenza in Italia, è stato trasferito dalla polizia al centro di permanenza di Gardisca di Sonzo per essere rimpatriato con il primo volo disponibile. È quanto ordinato dal questore a seguito degli ultimi controlli straordinari del territorio eseguiti nelle ultime 2 serate nel comune di Vicenza. Non solo, ha disposto altri 7 decreti di allontanamento dal territorio nazionale per altrettanti stranieri di origine africana ed asiatica, tutti con precedenti penali. 60 agenti interforza hanno passato al setaccio i punti caldi del degrado in centro storico e nei quartieri San Pio X, Viale Verona e Corso San Felice. 373 le persone identificate, di cui 140 stranieri, 59 con precedenti penali. Controllati 117 veicoli e 12 esercizi pubblici. Con l'arrivo della bella stagione sono stati aumentati i controlli nei parchi pubblici e nelle aree all'aperto, maggiormente frequentati dai cittadini, che hanno segnalato situazioni di criticità alla questura. A conclusione delle operazioni sono stati adottati inoltre altri provvedimenti, di cui 8 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza verso i rispettivi comuni di residenza di 8 soggetti con precedenti di polizia, 9 avvisi orali per soggetti con precedenti connotati da una spiccata pericolosità sociale. Ci spostiamo in provincia di Padova a Este, dove i carabinieri sono riusciti a cogliere in flagranza una banda che stava cercando di rubare la collanina a un pensionato.
Si era spacciato per fisioterapista e insieme a 2 complici pochi giorni fa aveva derubato di una collana d'oro un 87enne di Este in via Salute. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri della locale compagnia che erano riusciti a bloccare sul fatto il ladro e i complici. Il giudice ha ordinato l'obbligo di dimora nei comuni di residenza a un 32enne residente a Padova, a un 54enne abitante a Rubano e a un 44enne vicentino residente a Bologna. Il reato commesso, tentato furto aggravato. Il falso fisioterapista aveva chiamato per cognome l'anziano e aveva finto di conoscerlo. Con la scusa di dargli un biglietto da visita per qualche trattamento, lo aveva attirato in un parcheggio. Dentro un'auto vicina c'erano i complici. Sfilata la collana, al resto ci hanno pensato i carabinieri. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca con tutte le ultime notizie dal territorio, tutte le ultime notizie dalle nostre redazioni. Adesso andiamo a Bassano, dove è stato arrestato uno spacciatore che ha ferito un poliziotto nel tentativo di fuggire. Un nigeriano già colpito ad aprile da decreto di espulsione e già noto agli archivi di polizia per spaccio di droga è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo, non avendo ottemperato all'ordine di lasciare l'Italia, è stato rintracciato ieri dagli agenti del commissariato di Bassano presso un centro di accoglienza per immigrati. Alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare spingendo violentemente un agente che è caduto dalle scale procurandosi varie lesioni. Lo straniero in tasca nascondeva 24 grammi di marijuana. Già ad aprile era stato trovato con 35 grammi della stessa sostanza. Secondo la polizia, la droga era destinata a giovanissimi del Bassanese. Sempre in provincia di Vicenza, ma stavolta a Camisano Vicentino, è in azione una baby gang. Vediamo. È stata aggredita sotto casa da una baby gang, minori che hanno accerchiato la 59enne a Camisano Vicentino, l'hanno minacciata e fatta cadere a terra per rubarle il cellulare, caduta che le ha procurato delle abrasioni. I responsabili, tutti minorenni, sono stati rintracciati dai carabinieri e uno di loro ha aggredito anche un militare, giudicato guaribile in 10 giorni. I militari dell'Arma hanno arrestato in flagranza per rapina aggravata in concorso, violenza e resistenza pubblico ufficiale 2 minori di 15 e 16 anni e altri 3 di età compresa fra i 14 e i 16 anni sono stati denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di coltelli e tirapugni. Tutto è successo il pomeriggio del 30 aprile quando la 59enne ha contattato il comando. Poco prima sotto casa sua aveva sentito delle urla concitate che provenivano dalla strada. Scesa per verificare cosa stesse accadendo, in base alle ricostruzioni delle forze dell'ordine sarebbe stata accerchiata da un gruppo di ragazzi, mentre uno degli arrestati la offendeva e la minacciava, il secondo le rubava il telefono cellulare facendola cadere. A questo punto i giovani si sono dileguati. 4 di loro sono stati bloccati a poca distanza, il quinto, successivamente riconosciuto dalla vittima come autore della rapina, per evitare il controllo ha aggredito uno dei militari. Oltre a trovare il telefono della signora a poca distanza, le perquisizioni personali hanno permesso di rinvenire nella disponibilità degli arrestati 2 passamontagna e un coltello, mentre i restanti 3 sono stati trovati in possesso di passamontagna, coltelli e tirapugni. In provincia di Treviso una donna è stata scippata dopo aver fatto un prelievo al bancomat. Dei 50 euro appena prelevati allo sportello Bancomat, vittima un'impiegata di 47 anni che domenica pomeriggio intorno alle 15 in pieno centro a Castelfranco, dopo aver concluso le operazioni di prelievo, è stata raggiunta alle spalle da un uomo che con un movimento rapido le ha strappato la banconota dalle mani dandosi alla fuga. La donna ha immediatamente avvertito dell'accaduto i carabinieri che si sono messi sulle tracce del malvivente. Fondamentali sono state le testimonianze raccolte e gli accertamenti effettuati subito dopo lo scippo, tutti elementi che hanno permesso ai militari di identificare il presunto responsabile, un 26enne denunciato per furto con strappo aggravato. Del fatto è stato subito messo al corrente anche il primo cittadino di Castelfranco, Stefano Marcon.
Un plauso all'Arma dei Carabinieri sempre, io dico che a Castelfranco Veneto nessuno la fa franca, perché i Carabinieri di concerto con le altre forze di polizia locale portano sempre ad un riscontro positivo ed un fermo laddove questo serva. Ancora forze dell'ordine aggredite, prese di mira da malviventi e delinquenti, questa volta però a Mestre. Vediamo. Agenti della polizia locale in Borghese aggrediti dagli spacciatori. Una decina si è scagliata in massa contro i rappresentanti della polizia locale. Un vero e proprio branco che per tentare di impedire l'arresto di un altro pusher non ha esitato a prendere a calci, graffi e pugni gli agenti. Il fatto a Mestre ieri pomeriggio in pieno giorno davanti al sottopasso del tram di via Cappuccina, sotto gli occhi di passanti automobilisti e proprio a poche decine di metri dal comando della polizia locale. Insomma, un vero oltraggio, un autentico attacco e sfida alle istituzioni e alla legalità. Il branco di aggressori spacciatori di origine africana, così come il giovane pusher di cui hanno tentato di impedirne l'arresto e invece successivamente fermato, dopo che a dare manforte agli aggrediti sono giunte altre 3 volanti della polizia locale e 2 della polizia di Stato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo, mentre si sono perse le tracce del branco di spacciatori, immediatamente in fuga con l'arrivo degli altri poliziotti. Parallelamente a tutte queste notizie di cronaca che ci arrivano, ci sono anche quelle che riguardano controlli, accertamenti, approfondimenti. Abbiamo visto il cosiddetto pattuglione interforze a Vicenza, non solo nelle grandi città, anche in provincia, anche nelle località più piccole. Succede ad esempio a Lonigo, vediamo. Attività mirata di controllo del territorio. La necessità di presidiare alcune aree era emersa durante un confronto tra questore e sindaci delle amministrazioni di Lonigo, Sarego, Valliona e Alonte. Scattata l'operazione con la partecipazione di contingenti di tutte le forze dell'ordine, monitorate le zone dove si concentrano episodi di degrado urbano come spaccio di stupefacenti. Controlli mirati alla stazione degli autobus di Lonigo, utilizzata dagli studenti degli istituti scolastici che hanno visto impiegati anche i cani antidroga della finanza. Attenzionati i parchi pubblici, la pista ciclabile ed alcuni esercizi. Controllate in tutto 130 persone, di cui 11 con precedenti. Il questore ha disposto 3 fogli di via, 5 avvisi orali e un ordine di allontanamento nei confronti di un albanese gravato da precedenti. Restiamo nel Vicentino perché con tutte, insomma, lo sentiamo ogni giorno, ci sono effettivamente problemi con la criminalità, con la microcriminalità in molte città del Veneto. Vicenza sta vivendo da tempo un rapporto molto complicato con questo tipo di problemi. La questura sta portando avanti, e lo vediamo quasi quotidianamente nei nostri telegiornali, una serie di operazioni anche come deterrente per quello che sta accadendo. I risultati si vedono già, però noi siamo andati a parlare ad esempio con i residenti di Viale Verona per capire come stanno vivendo questa situazione. Com'era 1 o 2 anni fa, non è cambiato niente. I problemi sono sempre prostitute, tossici, spaccio di droga, non si è mai fermato. Laconico il commento del barista di Viale Verona, che testimonia come il degrado dello spaccio e del consumo di droga non sia diminuito in questo quartiere. Lo avevamo sentito 2 anni fa in occasione della mega operazione antidegrado compiuta dal comune a ridosso del cavalcavia Ferretto de Ferretti. Qui, dopo aver asportato oltre 300 kg di rifiuti abbandonati, erano state installate reti metalliche per scoraggiare il bivacco di prostitute e tossicodipendenti. No, anzi, con la scusa che hanno sistemato il ponte si sono spostati da quella zona e si sono spostati qua. Un po' più di controllo, un po' più di forze dell'ordine, soprattutto la sera. Verso dalle 6 in poi è il Far West qua. Il problema base, dico, spacciatori che ce l'abbiamo da droga un po' in giro, ragazzi, sai che disturbano clienti. Chi vive in questa zona ha paura, soprattutto di sera, anche solo per fare una passeggiata con il cane, perché soprattutto gli extracomunitari sembra si siano spostati nei quartieri limitrofi alla stazione o a Campomarzo. Purtroppo è una cosa che si rileva ancora molto, soprattutto anche davanti al nostro negozio, in cui quasi non si vergognano neanche di vendere e anche di prendere e poi di usufruire della droga presa. Qui prima c'erano le prostitute
Poi sono state, non lo so chi l'ha fatto, non le abbiamo più viste qua, però sappiamo che sono molto verso la zona in giù come. Le risse che ci sono in continuazione. Io non vedo nessun miglioramento. E questa è la zona peggio comunque, da questa fino al centro. Altro problema che i cittadini ci hanno segnalato, la carenza di parcheggi. Certo, sì, in questa zona è segnalata la mancanza di parcheggi perché credo che ci siano troppe strisce blu e poche strisce bianche gratuite. Se riesci a tirare fuori un po' di parcheggi per carico-scarico, è migliore per questa via, no? Sempre. Vengo qua qualche volta di passaggio a quest'ora più o meno, in pausa pranzo, e il problema maggiore è il parcheggio, mi sembra. Dove vai a parcheggiare? Se ci sono le linee blu oppure le linee per i residenti. Ecco. Quindi è un problema per tutte le attività? Per tutte, per chiunque. I clienti per i negozi e le persone che comunque devono andare in qualche ufficio, eccetera. Abbiamo anche cronaca giudiziaria, 2 ergastoli per l'omicidio di Marcella Boraso avvenuto a Portogruaro nel 2020. La Corte d'Assise di Udine ha condannato all'ergastolo entrambi gli imputati dell'omicidio di Marcella Boraso, la 59enne uccisa a Portogruaro la notte tra il 21 e il 22 luglio 2020. Il verdetto è stato pronunciato dopo 4 ore di Camera di Consiglio. I condannati sono 2 giovani marocchini di 21 e 23 anni. La donna era stata uccisa nel suo appartamento in maniera particolarmente violenta ed efferata dopo che aveva sorpreso i 2 giovani a rubare. Il suo corpo senza vita era stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti la mattina seguente dopo essere stati allertati dai vicini di casa per un incendio che si era poi rivelato doloso. Qualche mese dopo i fatti, uno dei 2 condannati aveva accettato di collaborare con le forze dell'ordine, ammettendo il delitto e chiamando in causa il connazionale. A Padova sono state denunciate 5 persone per imbrattamenti al centro San Gaetano durante il Forum dell'Energia. Striscioni e scritte sui muri del Centro Culturale San Gaetano a Padova, blitz degli attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione, mentre era in corso il Forum Nazionale sull'Energia e sulla Sostenibilità 2050. Nella giornata di ieri era prevista la presenza del Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che però poi ha partecipato in videocollegamento. 5 attivisti, poco più che ventenni, hanno deciso di mettere comunque in atto la contestazione, imbrattando il muro del centro culturale di Via Altinate, utilizzando bombolette spray e scrivendo stop gas e carbone e ultima generazione. Quest'ultima scritta è rimasta incompleta visto che sono intervenuti i poliziotti della Digos di Padova. I 5 attivisti sono stati denunciati, altri 3 ragazzi si sono invece seduti incatenandosi ad un lampione ed esponendo dei cartelli riportanti alcuni slogan ambientalisti. Ora facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria e voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra notizie di cronaca, tante notizie di cronaca che arrivano da tutta la regione, il tema delle accuse agli alpini, di quello che è accaduto a Rimini o che sarebbe accaduto a Rimini durante la dunata. Abbiamo fra poco anche un servizio con le dichiarazioni del Presidente nazionale degli Alpini Sebastiano Favero, i problemi del lavoro, della produzione, i problemi anche con la prima ondata di caldo che è arrivata anche in Veneto, quindi fino alle 13:30 tantissime notizie nel Focus TG. Adesso andiamo in altopiano dei 7 comuni, dove da qualche anno ormai la convivenza fra l'uomo e le sue attività e i branchi di lupi che sono attivi nel comprensorio è sempre più difficile. Ogni estate noi di Rete Veneta raccontiamo quasi quotidianamente di predazioni portate dai lupi ai danni delle malghe, degli allevamenti. Vengono predate bestie al pascolo, non solo vacche, anche asini, anche capre, pecore, e a volte si è arrivati anche a cani sbranati, uccisi dai lupi letteralmente sotto gli occhi dei proprietari. Nel periodo di primaverile, nel cambio di stagione,
possiamo dire la situazione era un po' migliorata, perché comunque evidentemente i branchi di lupi trovavano nutrimento senza dover scendere vicino alle abitazioni. Adesso forse qualcosa è cambiato, ci sono state nuove predazioni, stavolta a Enego. Vediamo il servizio. Si avvicina il tempo dell'alpeggio e tornano in azione i lupi in altopiano dei 7 comuni. Nei giorni scorsi sono state predate pecore nell'area di Enego. I proprietari hanno trovato le povere bestie sbranate, come potete vedere nelle foto che ci ha inviato Egidio Bergamo di Confagricoltura, e hanno potuto solamente smaltire le carcasse. Ma torna di grande attualità il tema dei carnivori presenti nel comprensorio altopianese. Fra pochi giorni le malghe riapriranno ed è forte il timore di produttori e allevatori di perdere altri capi o che ci siano addirittura problemi di sicurezza per i visitatori dell'altopiano. A tutela del territorio opera ogni giorno la Polizia Provinciale di Vicenza, che ha tirato le somme dell'attività dell'ultimo anno. Vediamo com'è andata. Polizia provinciale sentinella della fauna selvatica, chiamata a monitorarla, difenderla, contenerla dove necessario. Dal monitoraggio e censimento delle specie selvatiche, nel 2021 nel Vicentino sono stati censiti 2.981 camosci, 2.601 caprioli, 1.609 cervi e 6.091 mufloni, giusto per dare la dimensione della mole di lavoro degli agenti. Non c'è solamente un lavoro di controllo e di repressione ovviamente di quelli che sono atti criminali, ma l'attività importante è soprattutto quella della tutela della fauna selvatica e soprattutto delle segnalazioni della tutela del nostro ambiente paesaggistico, quindi voglio dire un impegno a tutto tondo. Attività che spaziano dal rilevamento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole, agli allevamenti in cui sono stati effettuati 91 accertamenti, ai piani di controllo della fauna selvatica problematica come cinghiali e nutrie, al soccorso e recupero. L'anno scorso sono stati recuperati circa 900 uccelli, anche di specie molto pregiate e importanti, e 450 mammiferi. Per quanto riguarda i mammiferi, soprattutto caprioli, volpi e tassi che si trovano sul nostro territorio. Bilancio 2021 su un territorio, quello vicentino, che ha una tradizione consolidata in quanto a caccia e pesca. Attualmente si contano circa 12.000 cacciatori e altrettanti pescatori. Per quanto riguarda il servizio antibracconaggio si rileva un trend delle violazioni in calo. Abbiamo fatto una cinquantina di segnalazioni penali che hanno riguardato soprattutto gli abbattimenti di fauna protetta e particolarmente protetta l'uccellagione stessa, che è un po' un retaggio del passato qui nella nostra provincia, anche se è molto in diminuzione. Uso di mezzi vietati e anche a volte la caccia in periodo di divieto generale. Adesso vediamo delle immagini piuttosto inusuali per Bassano de Grappa, il ponte degli Alpini, perché proprio ieri un ragazzo è stato visto e filmato anche attraversare il Brenta a nuoto, una bravata che insomma poteva anche costargli cara. Le acque del Brenta non sono certo calde neanche in questa stagione dell'anno. Il ragazzo comunque si è appoggiato per così dire ai rostri del ponte e poi ha concluso la sua nuotata. Stiamo cercando di capire che cosa è successo, se sia stata una bravata, se sia stata una scommessa o qualsiasi cosa. Poi cercheremo di capire e raccontarvelo nel TG Bassano di questa sera. Adesso andiamo subito, se la regia mi dà l'ok, a Padova, dove c'è Valentina Visentin che ci aspetta per parlarci di una fase molto importante delle celebrazioni per gli 800 anni dell'università. È vero, Valentina? Sì, buongiorno Ferdinando, sono all'interno di Palazzo Vo, la sede storica dell'Università di Padova, e in particolare mi trovo in un luogo in cui è nata la scienza moderna. Siamo all'interno della cucina del teatro anatomico che vedete anche riprodotto qui alle mie spalle, perché oggi viene presentata una delle iniziative più importanti per celebrare gli 800 anni dell'Università di Padova, ovvero il Grand Tour delle Scienze, un biglietto per poter visitare 8 luoghi importantissimi dell'Università di Padova, a volte poco conosciuti ma che racchiudono il sapere. Ci spiega tutto il delegato ai musei e alle collezioni, il professor Mauro Varotto. Che cosa potremo visitare con questo biglietto unico?
Sì, si tratta di un'operazione straordinaria di apertura dei luoghi della scienza a Padova, 8 luoghi di scienza, arte e natura che coinvolgono ovviamente a partire da Palazzo Bo con il Teatro Anatomico, la Cattedra di Galileo, poi ovviamente l'Orto Botanico più antico al mondo, la Sala dei Giganti con il Palazzo Liviano e il Museo di Archeologia ed Arte che è ospitato all'interno, progettato da Gio Ponti, il Museo di Geografia dell'Università di Padova che è il primo e unico museo di geografia in Italia, il Museo di Storia della Fisica, il Museo di Macchine dove c'è la prima macchina a motore italiana conservata, quindi veramente un'opportunità unica per i cittadini ma anche per i turisti di esprimere e conoscere, diciamo, quella che è stata proprio la storia della scienza a Padova in 8 secoli. Biglietto unico che può essere utilizzato nel tempo. Sì, partiamo dal 21 maggio di quest'anno, il 22, subito dopo l'inaugurazione dell'anno accademico, e arriviamo fino a febbraio del 23, quindi il biglietto unico è fruibile per tutto l'arco dell'anno e quindi si può tornare sui luoghi appunto appena menzionati. Poi l'evento principale ovviamente è quello del 19 maggio con l'inaugurazione dell'anno accademico a cui parteciperà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con l'occasione, guarda Ferdinando, ti faccio vedere un documento inedito messo a disposizione dall'archivio dell'Università di Padova. Questo è il filmato delle celebrazioni dei 700 anni dell'Università di Padova avvenute nel maggio del 1922. In queste immagini dell'archivio dell'Università di Padova che vuole mostrarlo appunto ai cittadini, ai padovani e ai turisti quando visiteranno questi luoghi, si vedono i momenti cruciali dell'inaugurazione dell'anno accademico dei 700 anni dell'Università di Padova con il re Vittorio Emanuele che ha partecipato alla sfilata dei rettori delle principali università italiane e straniere, sfilata che appunto avverrà per le strade di Padova anche la settimana prossima in occasione dell'apertura, della cerimonia di apertura dell'anno accademico. Io ti restituisco la linea allo studio da questo luogo bellissimo e nei nostri telegiornali ovviamente tutte le informazioni su questi grandi appuntamenti che coinvolgono Padova e la sua università. Ringraziamo Valentina Visentin per questo importante collegamento. 800 anni di scienza e cultura a Padova. Avete visto questo filmato, poi cercheremo magari di recuperarlo per vederlo integralmente nell'immediato futuro, nei prossimi giorni. Filmato che ci ha fatto vedere le celebrazioni per i 700 anni dell'Università di Padova, 100 anni fa, come è cambiato il mondo. Anche in quel caso c'era stata una sfilata, anche nel caso della visita del Presidente della Repubblica Mattarella ci sarà una sfilata. E c'è stata una sfilata pochi giorni fa, l'avete vista in tantissimi su Rete Veneta, sui canali del gruppo Media Nord-Est, quella degli alpini. Ma la sfilata, la celebrazione, la festa della Dunata di Rimini ha lasciato un retrogusto amaro perché ci sono state polemiche ancora in corso e piuttosto roventi per casi che sarebbero successi di poco rispetto e non solo, a sentire quello di cui si sta parlando proprio in queste ore, ai danni di tante donne che stavano partecipando alle celebrazioni, alla festa. Ne abbiamo parlato a Focus del nostro direttore Luigi Baccialli con il presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero. Ecco che cosa ha detto. Stiamo anche valutando proprio in funzione di questi fatti le eventuali costituzioni di parte civile e la richiesta di danni, perché chiaramente l'immagine dell'associazione è stata veramente messa, come giusto come avete detto, è stata messa veramente in cattiva luce da comportamenti che, ripeto, non sono e non fanno parte dell'Associazione Nazionale Alpini e dei suoi soci. ANA ha intenzione di andare fino in fondo dopo le segnalazioni di presunte molestie durante la 93esima Dunata delle Penne Nere dello scorso fine settimana a Rimini, al punto da essere pronta a costituirsi parte civile contro chiunque, alpino o no, abbia recato danno all'immagine del corpo. La volontà è dunque quella di tutelare l'onorabilità, l'impegno, la storia che caratterizzano le Penne Nere. Ma Favero ribadisce, come già fatto nei giorni scorsi, la vicinanza a chi ha subito le molestie e la ferma condanna per quanto accaduto. Auspica venga fatta luce sugli episodi segnalati che hanno portato anche ad una petizione online per chiedere una sospensione di 2 anni delle adunate. Se avremo la possibilità di individuare i responsabili e se questi responsabili sono appartenenti all'Associazione Nazionale Alpini, noi interverremo duramente nei loro confronti.
Ma contemporaneamente il presidente ANA chiede che non ci si lasci trascinare da facili generalizzazioni. Quelli che hanno fatto non sono degni di chiamarsi alpini se sono alpini. Certo. Vanno messi da una parte. Favero chiarisce poi che le presunte molestie sarebbero avvenute in momenti in cui la competenza dei controlli non era affidata all'ANA. I fatti che sono successi non durante i momenti delle manifestazioni ufficiali, perché noi abbiamo una competenza diretta di controllo anche della manifestazione stessa. L'ultima battuta del presidente dell'Associazione Nazionale Alpini riguarda la possibile strumentalizzazione politica della vicenda. ANA non vuole sbilanciarsi e su questo al momento si dice prudente. Però noi su questo fatto, su questo andremo fino in fondo su tutti gli aspetti. Avete sentito le dichiarazioni del presidente degli alpini Sebastiano Favero. Noi stiamo seguendo da vicino questa vicenda che, ricordiamo, è comunque piuttosto complessa. Ne abbiamo parlato anche con le persone, con i cittadini, con l'uomo della strada, ma quello che è emerso da questa nostra raccolta di opinioni lo vediamo dopo la pubblicità, perché adesso noi facciamo una brevissima pausa, voi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto c'è parecchio fermento per le polemiche riguardanti quello che è accaduto o sarebbe accaduto, dipende poi dai punti di vista, alla dunata degli alpini di Rimini. Ci sarebbero molte segnalazioni, ci sono anche delle denunce per quanto riguarda degli atti nei confronti di donne, giovani, meno giovani, che hanno partecipato alla dunata da parte di persone che sarebbero state qualificate come alpini, ma abbiamo sentito anche non solo il presidente dell'Associazione Alpini Sebastiano Favero, anche altre persone che dicono attenzione, alla dunata può venire chiunque, quindi è tutta una situazione davvero molto molto complicata. Però c'è chi ha chiesto addirittura la sospensione per 2 anni delle adunate. Noi siamo andati a sentire l'opinione dei cittadini su questo, sentite cosa ci hanno risposto. Secondo te è giusto sospendere la dunata per 2 anni? Secondo me sospenderla può essere esagerato, però magari sì, un servizio d'ordine autoregolato che potrebbe essere efficiente, dare una certa sicurezza a tutti, potrebbe essere. Bisognerebbe trovare i responsabili di questo gesto poco civile, perché da parte mia, che ho 2 alpini in casa, non ho mai pensato che gli alpini arrivassero a tanto. Quindi in mezzo sicuramente c'è marmaglia che si aggrega agli alpini, comprando anche un cappello, se lo ficcano in testa e fanno finta di essere alpini. Forse un po' esagerato, comunque va segnalato e chiaramente dei provvedimenti bisogna prenderli, perché altrimenti passa tutto in sordina che tutto è lecito e tutto è così perché ci sono gli alpini ed è una cosa da prendere sotto gamba, invece no, però da sospendere mi sembra un po' esagerato. Penso che siano cose che capitano, che sono molto tristi che capitino, assolutamente, che è molto triste che capitino. Ma insomma penso che sarebbe capitato indipendentemente dagli alpini, allora dovremmo farlo per i tifosi, dovremmo farlo per qualsiasi forma di assembramento e altre cose. No, io continuerei a farla, è una manifestazione che c'è stata sempre, lasciate in pace anche questi poveri alpini, porca miseria. Per me è una bulla, giusto qualcuno che si è messo, ha fatto qualcosa per interrompere queste manifestazioni, queste cose. Prima non è mai successo. Comunque. Per colpa di qualcuno non è che si può sospendere tutto, un po' per tutto. Se i casi sono limitati è anche un peccato proprio fare una sospensione totale. Beh, che sarebbe un peccato che per lo sbaglio di pochi ci rimettano tutti. Quindi secondo me è da pensarci, insomma. Può succedere, è sbagliato, però sì. Non è giusto, ripeto, che ci rimettiamo tutti per lo sbaglio di pochi.
Chiudiamo per ora questa pagina, pronti a riaprirla se dovessero arrivare contributi, informazioni, notizie fresche dal Veneto e oltre. Apriamo la pagina dell'economia perché la ripresa c'è, ma il cosiddetto caro energia sta frenando un po' tutto. Vediamo. Il 2022 doveva essere l'anno della ripresa per le piccole e medie imprese artigiane del Padovano, ma nel primo quadrimestre i dati rilevati dalla CNA mostrano un trend segnato dall'incertezza. Nelle 134 imprese monitorate, il caro energia e l'aumento dei costi delle materie prime ha frenato la crescita del fatturato. Circa il 50% delle aziende aveva previsto una crescita importante, superiore anche al 30%, e appunto una buona parte di queste ha rivisto un po' al ribasso queste dinamiche. Il 58% delle aziende registra un fatturato in crescita, ma i prezzi dell'energia incidono per il 22% sui costi aziendali. I settori che più risentono di questo rallentamento della ripresa sono il manifatturiero, con la moda, il tessile e l'alimentare. Crescita stabile per il metalmeccanico. Noi come associazione siamo riusciti, proprio in tempi non sospetti, a creare il nostro consorzio APE, per cui le aziende associate al nostro consorzio energia sono riuscite a sfruttare questa opportunità avendo il prezzo calmierato bloccato, e questo permette alle nostre aziende di riuscire a fare una programmazione sui costi dell'aumento dell'energia e magari utilizzando quelle macchine nuove, Industria 4.0, o eventualmente anche a farsi qualche impianto fotovoltaico sopra i tetti, proprio per cercare di sfruttare quell'energia che oggi purtroppo costa molto. Regge l'Export, nota positiva per l'economia del territorio. Questa situazione viene un po' minata dal recente conflitto in Ucraina, che naturalmente somma la tragedia umana a un irrigidimento di tutti i canali legati all'export. Per cui è necessario che le imprese vengano sostenute e accompagnate in questo loro importante viaggio verso l'estero. La ricerca del personale, secondo l'indagine della CNA, invece si conferma un tema delicato. Se il 97% delle imprese manterrà o aumenterà il personale in forza, il 60% delle aziende invece ha difficoltà a reperire lavoratori specializzati. Il grido d'allarme, le richieste d'aiuto arrivano da tantissime imprese del territorio di tutto il Veneto. A Tessera, lavoratori di Superjet e quelli di Leonardo chiedono attenzione. Il governo batta un colpo. È il grido d'aiuto lanciato dai sindacati RSU che si sono riuniti in assemblea a Tessera con i lavoratori di Superjet e Leonardo, circa 600 operatori. I 144 di Superjet stanno pagando a spese proprie le sanzioni alla Russia e per le commesse di Leonardo è iniziato il conto alla rovescia. Nessuna certezza sulla produzione e all'assemblea è calato il silenzio. Il confronto ci consegna un futuro carico di preoccupazioni e incertezze, dicono i sindacati, che per motivi e tempistiche diverse non può lasciarci indifferenti. Quanto sta accadendo in Superjet è paradigmatico, continuano, delle distorsioni che stanno provocando le sanzioni contro la Russia, decise dalla comunità internazionale e dal governo italiano, ma che stanno compromettendo il futuro di molte famiglie. Nei velivoli il lavoro non manca, bisognerebbe adeguare gli spazi perché attualmente alcune attività vengono svolte in condizioni difficili sotto l'aspetto della salute e della sicurezza, continuano i sindacati. Il rischio è che i lavori vengano portati altrove, in altri siti. Leonardo batta un colpo e si faccia sentire. Questo silenzio assordante è inaccettabile. In agitazione anche il personale della Carraro di Campodarsego. Ieri una mattinata di sciopero non solo nel sito produttivo padovano. 1500 lavoratori della Carraro si sono fermati dalle 8 alle 12, uno stato di agitazione proclamato dopo il blocco degli straordinari e delle flessibilità. Il motivo è la serie di no su molti temi presentati da CGIL, CISL e UIL sul rinnovo del contratto aziendale di secondo livello. I sindacati contestano all'azienda rigidità nel negoziato avvenuto nei diversi incontri che si sono tenuti nei mesi di febbraio, marzo e aprile. Oggi scioperiamo 4 ore in tutto il gruppo della Carraro per rivendicare la piattaforma presentata 7 mesi fa, una piattaforma per l'integrativo di gruppo. Troppi i temi inevasi. L'azienda non dà risposte concrete su temi importanti quali precarietà, sicurezza, ambiente di lavoro, smart working, salario. Noi con questo sciopero e il blocco dello straordinario vogliamo far ritornare nella trattativa l'azienda
per far sì che questo vada nel senso da noi auspicato. I sindacati auspicano una svolta nella trattativa, altrimenti dicono sarà sciopero ad oltranza. In difficoltà anche il settore delle costruzioni. Le aziende in questo caso sono costrette a bloccare le proprie macchine perché non hanno materia prima, e questo è un altro grossissimo problema che purtroppo è legato alla pandemia e a come viene riconosciuta nei vari paesi. Quindi i problemi che si intrecciano sono tantissimi. Dall'azienda che preferisce fermarsi piuttosto che onorare l'appalto vinto a quella costretta a ritardare i lavori, ai comuni che non trovano a chi assegnare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. La speculazione in atto sui prezzi delle materie prime sta bloccando i cantieri. Stiamo parlando nella media di aumenti del 20-25%, anche 30% certe materie prime. Mi permetto di dire che negli ultimi anni, specialmente nel settore edile, gli aumenti sono stati poco, o vorrei dire anche irrisori per quanto riguarda il prezzo di mercato. Questo però oggi, questo aumento è insostenibile. Secondo me l'aumento ci stava del 2, 3, 5% massimo, che era comunque una cifra che si poteva comunque assorbire, il mercato poteva assorbirla benissimo. Materie prime che oltre a costare il 25% in più di media sono anche più difficili da reperire. Componenti e materiali arrivano anche a distanza di 45 settimane dall'ordine. Nel mio ambito mi occupo di integratori e sono cresciute esponenzialmente la richiesta delle capsule. Chi vende le capsule di grande qualità prima te le dava in 14 settimane, oggi te le dà in 45 settimane, cioè è praticamente impossibile realizzare un prodotto in capsule. Una situazione che si riflette dunque anche nei cantieri. I tempi di realizzazione che ci hanno dato sia per il cosiddetto PNRR sia per il 110, chiamiamole così, sono troppo ristretti. Non possiamo noi continuare con una forza lavoro 10 proporsi di fare lavoro per 100, non c'è possibilità. La scelta di cedere alla penale, conferma il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana Oscar Bernardi, è presa facilmente dalle aziende che lavorano con il pubblico perché l'aumento rende insostenibile il lavoro che anche per questo la categoria torna a chiedere di detassare. Nel veneziano in grande difficoltà le vetrerie perché sono finiti praticamente i ristori di cui abbiamo parlato qualche mese fa. I produttori del vetro artistico e artigianale di Murano, che si riuniscono nel consorzio Promovetro Murano, dalla voce del loro presidente Luciano Gambaro, lanciano un appello al governo. Noi lanciamo un accorato appello al governo perché la cifra ipotizzata messa a disposizione al bilancio per il 2022 per i produttori di Isola di Murano quanto prima sia reso disponibile, non solo a parole ma con i fatti. Noi ormai da molto tempo stiamo attendendo una risposta concreta e certa riguardo a questo nuovo ristoro che ci permetterà di proseguire le nostre attività, di mantenere accesi i nostri forni fino a settembre del 2022. I ristori messi in campo dalla Regione Veneto sono ormai esauriti. Il plafond di 3 milioni di euro messo a disposizione alla fine del 2021 dalla Regione del Veneto è terminato con il mese di febbraio, quindi noi praticamente da marzo del 2022 stiamo pagando il gas per l'intero suo valore. Dall'autunno la speranza dei produttori dell'isola del vetro a Murano è quella di poter sottoscrivere un contratto per una fornitura a prezzo fisso. Sarà importante per noi poi fare un nuovo contratto con il nuovo anno termico, che ricordo parte il 1° ottobre del 2022, magari a prezzo fisso con i nostri fornitori, prezzo fisso che permette alle aziende di mettere a bilancio delle cifre certe, sicure e garantite. Rimaniamo nel veneziano perché torna lo spettro della delocalizzazione, quindi della chiusura per la Speedline di Santa Maria di Sala. Quasi certamente lunedì prossimo, 16 maggio, l'indizione dell'Assemblea Unitaria dei Lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala per proclamare lo sciopero contro la decisione della multinazionale svizzera di sospendere il piano di rilancio, venendo così meno agli impegni presi dopo mesi di presidi, incontri e trattative. La smettono di prendere in giro
i lavoratori, tutto il sindacato, ma soprattutto anche tutte le istituzioni che ci stanno mettendo del suo da diversi mesi, perché questi qua stanno prendendo in giro tutti e quindi anche il governo italiano. Pesanti le accuse mosse dal portavoce della rappresentanza sindacale dei lavoratori del polo produttivo di alta gamma, con la FIOM CGIL che rilancia e denuncia. Un ragionamento è partire da una base e poi sviluppare eventuali modifiche o crescite. Un altro è sapere che invece l'imprenditore, la proprietà, la multinazionale intende andarsene. Con questa decisione della Ronal, giunta tra l'altro in modo ufficioso, di fatto la situazione degli oltre 700 lavoratori dello stabilimento di Tabina si trova nuovamente di fronte a un bivio. L'hanno accettato, ha fatto la valutazione, stiamo parlando di consulenti che sono al massimo livello mondiale di consulenza, presentano un piano e anche quello non va bene. Allora ci viene il sospetto che la decisione di Ronal sia di chiudere, che non abbia mai fatto passi indietro, non abbia mai cambiato idea. Dopo la visita di pochi giorni fa del ministro Orlando a Tabina per esprimere la propria vicinanza agli operai e contro la delocalizzazione, ora si attende venga fissata in calendario la data di incontro tra vertici aziendali, istituzioni e sindacati tutti. Pertanto noi aspettiamo l'ufficialità che ci sarà alla presenza del Ministero per lo Sviluppo Economico, ma se queste sono le prime neanche indiscrezioni, notizie che abbiamo avuto, è chiaro che ci aspetta un percorso molto in salita e molto difficile. Chiudiamo la pagina economica e facciamo una breve pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Apriamo la pagina per così dire dedicata alla sanità, poi vediamo insieme i dati dell'emergenza Covid. Il fatto che si stia andando verso una normalizzazione viene confermato anche dalla decisione dell'ULSS 6 di chiudere il Maxi Hub vaccinale. Vediamo. La nostra intenzione è fare una ammaina bandiera praticamente dal 1° luglio, e ringrazio tra l'altro per la disponibilità, come tante volte ho rappresentato la cosa, sia il presidente dell'ente fiera sia il sindaco appunto di Padova per la disponibilità e l'aiuto che ci hanno dato, oltre che l'azienda ospedaliera. È un simbolo chiaramente, perché chiudere significa che in questo momento la copertura vaccinale, la pressione comunque della pandemia del virus è tale per cui appunto possiamo effettivamente permettercelo. L'hub vaccinale al padiglione numero 6 della fiera dell'azienda ULSS 6 Eugania chiuderà il 1° luglio. La situazione epidemiologica al momento lo consente. Resteranno attivi per vaccinazioni e tamponi i distretti e l'ospedale ai Colli. Non si può però dichiarare chiusa l'emergenza. Nessuno ha la sfera di cristallo per dire che cosa succederà in questo autunno. Certo è che noi dobbiamo essere pronti per affrontare, in base alle indicazioni che riceveremo dalla Regione, dagli organi preposti a livello nazionale, praticamente dobbiamo essere pronti appunto ad operare nel miglior modo possibile. Intanto l'ULSS 6 ha firmato un protocollo d'intesa con i pediatri di libera scelta per unificare in tutta la provincia il servizio ai più piccoli, garantendo anche maggiore reperibilità dei medici. Sul piano erogativo dell'assistenza la cosa più importante è sicuramente che tutti i pediatri sono in una forma associativa. Tutti i pediatri quindi in collaborazione tra loro nella forma associativa danno una apertura coordinata dei propri studi per almeno 8 ore al giorno. Quindi tutti i bambini, tutti gli assistiti possono trovare sul territorio un pediatra dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19 tutti i giorni feriali. Questo dà la possibilità appunto di coprire completamente l'intera giornata. Visto che stiamo parlando di emergenza Covid, vediamo assieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Li vedete, eccoli qua. Allora, sono 3.604
14 le nuove positività riscontrate nelle ultime ore, un numero decisamente basso. Sono 52.268 le persone attualmente positive in Veneto, e anche questo è un numero in netta discesa finalmente dopo un periodo in cui la curva era rimasta un po' stabile. Adesso siamo veramente in verticale. Sono comunque 1.719.946 i veneti che sono risultati positivi dall'inizio dell'emergenza Covid. Poi vediamo la seconda parte di questa tabella, che è quella che riguarda la sanità, per farci capire come gli ospedali del Veneto stanno reggendo l'urto di questa fase del Covid, che anche se si sta riducendo non è decisamente passata. Allora, sono 760 le persone ricoverate in area non critica, di cui 467 ancora positive, 293 che si sono negativizzate. Regge invece, e questo è un dato importante, il numero delle terapie intensive impegnate, perché sono 26 le persone ricoverate in terapia intensiva ancora positive al Covid, 19 quelle ricoverate in terapia intensiva non più positive, per un totale di 45 persone, quindi è un numero ancora presente. Comunque è un bilancio negativo quello dell'area non critica degli ospedali del Veneto di 15 unità, invece è un bilancio positivo di 2 unità, quindi sostanzialmente invariato quello delle terapie intensive. Scende finalmente anche il numero dei decessi, ne sono stati segnalati 2 nelle scorse ore. Parliamo ancora di Covid, di un fattore che interesserà sicuramente tantissime persone, visto anche il numero piuttosto alto di veneti che sono risultati positivi. I disturbi neurologici, le ripercussioni neurologiche dovute al Covid ci sono e ce ne parlano gli esperti. Vediamo. Nei soggetti che sono guariti da Covid vi è un interessamento diretto da parte del virus del sistema nervoso. È il risultato di uno studio al momento unico al mondo effettuato all'ospedale di Padova sui malati di Covid per vedere gli effetti sul sistema nervoso. 151 pazienti, età tra i 20 e i 70 anni, tutti malati nella prima ondata e quindi non vaccinati. Abbiamo aperto, che questo è lo studio più importante che esista al mondo in questo momento, la strada alla comprensione delle complicanze croniche, degli effetti cronici del Covid sul sistema nervoso. I ricercatori hanno studiato l'occhio per capire gli effetti del Covid sul sistema nervoso. La cornea, ovvero la parte trasparente dell'occhio, è la parte più ricca di nervi del corpo umano. Con un particolare strumento sono state analizzate le cornee dei guariti dal Covid, indipendentemente dalla gravità e dalla cura, e gli scienziati hanno stabilito che oltre alla malattia respiratoria il virus è capace di debilitare il sistema nervoso. Da qui la sensazione di stanchezza e affaticamento che avvertono spesso i guariti. Il 70% dei contagiati ha avuto effetti di questo tipo. Sono nervi, vorrei dire, privi di energia, perché le loro riserve energetiche, che noi possiamo vedere sono dei piccoli puntini iperriflettenti, si riducono drasticamente. Vuol dire che l'infezione ha attaccato anche questa componente del nostro e dell'organismo di queste persone. Poi, per quanto riguarda i dati del Covid, sono in calo i contagi e il numero degli attualmente positivi nella provincia di Padova, che sono oltre 2.000 in meno rispetto alla settimana scorsa. Calano gli accessi al pronto soccorso per Covid, ma rimangono stabili i ricoveri. In terapia intensiva c'è solo una persona che sta guarendo. I casi positivi erano inferiori, avevamo un peso sulle terapie intensive ancora molto importante, attualmente abbiamo più casi positivi, però il peso sulle terapie intensive è praticamente inesistente. Adesso andiamo a San Bassiano, fra il San Bassiano, ospedale di Bassano del Grappa, e gli altri ospedali della Pedemontana, per vedere una segnalazione che ci arriva da 2 nostri telespettatori. Un'odissea diventata un incubo diventato realtà, una realtà che pazienti e familiari non vogliono accettare. Tra le continue segnalazioni di disorganizzazione nell'ULSS 7 che piovono nella nostra redazione, ricorderete la recente testimonianza di una coppia di anziani bassanesi costretti ad andare a Sant'Orso per un'operazione che si è sempre fatta a Bassano. Una trasferta che li ha costretti a passare oltre 10 ore in ospedale, aiutati da un accompagnatore che hanno dovuto pagare. Un tour de force che li ha prosciugati. Ebbene, tutto questo
Purtroppo non è tutto. L'anziano paziente ha infatti bisogno di un'ecografia urgente che sta aspettando da mesi. Ho sollecitato 10 volte da ottobre, non mi hanno mai dato una risposta. Niente appuntamento, almeno per ora, ma una cosa è certa: anche l'ecografia verrà fatta a Sant'Orso e non nel giorno dell'intervento. Quindi questo significa almeno altri 2 viaggi da Bassano a Sant'Orso. L'anestesista quando me l'ha chiesta ho detto guardi non ce l'ho, non me l'hanno fatta, ha detto la facciamo qui. E io ho detto dottore ce la fanno lo stesso giorno dell'intervento? No signora, deve venire, sarà chiamata per venire a fare l'ecografia e poi dopo farà anche l'intervento in un altro momento. Quindi io devo andare altre 2 volte a Sant'Orso per incuria dell'ULSS di Bassano. Perché invece di fare andare noi lì non fanno venire i medici qua? Ci sono medici da qua che vanno là a operare o comunque a fare cure. Perché non vengono loro qua i medici? Almeno per le persone anziane. Vabbè, uno a 40-50 anni si arrangia da solo, ma gli anziani hanno un po' di difficoltà a sbrigarsi con queste cose, no? Non ci arrivano a capirle le cose. Naturalmente i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti, sia per altre segnalazioni, sia per spiegazioni che vengono richieste anche per una vicenda avvenuta all'ospedale di Sant'Orso. L'SOS scatta come un fulmine, un lampo improvviso. L'emergenza avrebbe tuonato in una chat su Telegram riservata ai medici. Venice Medical Assistant cerca urgentemente un medico per coprire i turni di stanotte e domani notte per i codici bianchi presso l'ospedale di Sant'Orso. Vista l'urgenza, queste 2 notti verranno retribuite 90 euro all'ora. L'orologio indica mezzogiorno e 26 minuti di martedì 10 maggio. In Veneto le aziende sanitarie hanno appaltato 18 pronto soccorso su 26 alle cooperative. Ma attenzione, Venice Medical Assistance non avrebbe vinto l'appalto per gestire i codici bianchi e verdi al pronto soccorso di Sant'Orso. La gara se la sarebbe aggiudicata Antesis di Treviso. Io ho un appalto, mi si è scoperto un turno dalla mattina per la sera e ho cominciato a fare le mie ricerche. Punto. Ho trovato la persona, ho coperto il turno, ma poi è successo tutto quello che è successo che sono rimasta basita. Punto. A spiegare la questione la presidente di Antesis. Insomma, sarebbe un equivoco, ma tutto succede in casa dell'ULSS 7. È l'azienda sanitaria che deve essere garante di fronte ai cittadini e ci chiediamo se arruolare i medici last minute, offrendo ingaggi più alti per coprire l'emergenza, sia un sistema che garantisce la qualità del servizio. Non può essere reclutato personale all'ultimo minuto come fosse un personale generico, un elettricista o un fabbro. Qui si parla di medici e della salute dei cittadini. Senza perdere tempo proviamo a fare chiarezza. Eccoci all'ospedale di Sant'Orso. Al pronto soccorso bocche cucite, senza autorizzazione della direzione medica, non possono parlare. Allora andiamo in direzione medica, ma anche in questo caso niente da fare. Il direttore medico non può parlare senza l'autorizzazione della direzione generale. Insomma, un effetto domino che ci porta dritti al direttore generale dell'ULSS 7, Carlo Bramezza, che sia lui a chiarire la situazione. Penso che a Sant'Orso sia successo un gran pasticcio in cui qualcuno parla di equivoci, qualcuno parla di cose che sono naturali nella conseguenzialità di un appalto. Io penso che l'appalto abbia delle strutture ben definite che devono essere verificate dall'azienda, che ha l'obbligo di vigilanza sugli appalti e quindi capire se c'è un'interposizione o un subappalto addirittura, e se è prevedibile che a poche ore dall'inizio di un servizio si possa garantire la qualità degli esercenti le professioni mediche anche con questa metodologia. Insomma, alla fine proviamo a trovare una morale in questa storia che ci lascia diversi dubbi, ma anche una riflessione. Forse la programmazione politica sanitaria va rivista. È stata sbagliata una programmazione negli anni da parte di tutta la politica, sia quella romana sia quella veneta, perché lo scaricabarile tra le responsabilità politiche non ci piace e questo è il risultato, che è stato accelerato dall'epidemia di Covid e che evidentemente qualche politico voleva lasciare in eredità ai politici futuri, ma non è andata come avevano previsto. Sostanzialmente il Covid ha accelerato tutto questo e adesso la patata è in mano a chi aveva la responsabilità anche 15 anni fa.
Approfondiremo ulteriormente questi temi legati alla sanità del Veneto e del territorio, in particolare nella nostra informazione, nei nostri TG. Adesso ci spostiamo di poco, andiamo in riva al Brenta, dove c'è grande apprensione per quello che è stoccato all'interno di una fabbrica chiusa da anni. L'ordinanza del Comune di Valbrenta sulla situazione all'ex Lametal parla chiaro e descrive puntualmente ciò che ARPAV e Carabinieri hanno scoperto all'interno del complesso produttivo in disuso ormai da anni. Una gravissima situazione di abbandono e potenziale rischio ambientale dato dalla presenza di massicce quantità di rifiuti. Si legge così nell'ordinanza, che elenca anche la tipologia di sostanze potenzialmente pericolose stoccate nell'area. Quantitativi imprecisati di idrocarburi contenuti in fusti di metallo e plastica, un serbatoio da 1000 litri di poliolo isocianato e ancora una quantità definita rilevante di contenitori di vernici, resine e solventi, in parte abbandonati in aree esterne. Ma dai controlli è emerso che ci sono anche scatoloni di polveri per impianti di verniciatura, scatoloni in buona parte degradati, con ricadute esterne di prodotto. Ma vi sono in stato di abbandono anche grandi quantità di tubazioni in gomma e altro materiale. Per l'ARPAV la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti è un'operazione ritenuta urgente ed inderogabile per evitare l'aggravamento di una situazione già delicata sotto il profilo ambientale. Per questo il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli, ha ordinato alla ditta proprietaria dell'area di provvedere entro 30 giorni alla sistemazione e per quanto possibile alla bonifica. Se gli interventi non verranno messi in atto sarà il Comune a procedere. Il conto alla rovescia è partito. Da qui a 30 giorni i cittadini della Valbrenta potranno forse tirare un respiro di sollievo. Voltiamo pagina, parliamo dei progetti legati al PNRR. Questa volta si parla di fatti e progetti concreti. Il PNRR destina al sociale nella Marca Trevigiana 17 milioni di euro. Tanto arriverà per finanziare tutti i progetti presentati dai 3 ambiti territoriali e che sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Fondi particolari questi del PNRR perché destinati all'ambito territoriale sociale. In Veneto sono 21, noi siamo il terzo più grande del Veneto e il nostro ambito è composto da 37 comuni e quelli dell'ex ULSS 9, quindi 400.000 abitanti. In provincia di Treviso siamo in 3, noi, Conegliano e Castelfranco Veneto. 7.156.500 euro porta a casa il distretto di Treviso, che raggruppa 37 comuni. 6.446.000 euro andranno ai progetti presentati dal distretto di Conegliano, 23 comuni. 3.981.000 euro Castelfranco, con 29 comuni. I progetti nati e costruiti sulla base delle esigenze del territorio derivano da un lavoro di squadra che ha unito azienda sanitaria, terzo settore, conferenza dei sindaci e comitati dei sindaci. Questi progetti che arrivano agli ambiti territoriali hanno sicuramente una ricaduta nei piani di zona, che diventano fondamentali per la previsione di questi progetti anche trascorsi i 3 anni per cui sono stati finanziati. Verranno finanziati progetti su 3 ambiti principali: la non autosufficienza anziani, la disabilità e la grave marginalità. Queste erano le 3 linee di intervento, con una piccola quota dedicata alle famiglie e ai minori. In questa quota tutto il Veneto ha portato a casa progetti, il progetto Pippi, e qui abbiamo lavorato in maniera coordinata con la Regione del Veneto, e sugli altri fronti invece ogni territorio ha espresso la sua particolarità. Dagli alloggi per anziani non autosufficienti al co-housing per anziani, ma anche per donne e persone in difficoltà, fino alla telemedicina. Da cronoprogramma l'avvio delle attività progettuali è previsto per luglio. Un breve contributo da Padova sulle nuove rotatorie in arrivo in città. Intersezione tra Lungargine e Rovetta e via Vigonovese, qui nei piani dell'amministrazione comunale dovrà sorgere una nuova rotonda proprio per rendere più fluida l'immissione, che adesso è regolata semplicemente dai segnali stradali. Nuove rotatorie sono previste anche in un'altra zona di Padova, e cioè nella zona di via Armistizio, per regolare l'ingresso in tangenziale. Adesso lì c'è un semaforo e da pochi giorni è operativa la rotatoria che si trova tra via Manzoni e via Stuppato. Per realizzare questi lavori sono necessari 700.000 euro che potrebbero arrivare dalla Regione attraverso un bando sulla sicurezza stradale.
Ci spostiamo in Laguna per un appello di Greenpeace. Greenpeace è un'organizzazione che da 50 anni si batte per l'ambiente e per il clima. Non potevamo non far iniziare la tappa italiana della Rainbow Warrior da Venezia, che è una città che sta in prima linea, diciamo così, per combattere i cambiamenti climatici e in un certo senso anche nel subirne gli effetti. La Rainbow Warrior, nave bandiera di Greenpeace, ormeggia alle Zattere, prima tappa di un giro che la porterà a solcare per 2 settimane le acque del nord Adriatico, un'area definita particolarmente critica da un punto di vista climatico e ambientale. Venezia con il delta del Po è di sicuro tra le aree, se non l'area più impattata dai cambiamenti climatici. Questo vuol dire un significativo innalzamento delle acque con tutto quello che questo comporta. È una sfida immensa, qui stiamo parlando di fare 2 cose: intanto ridurre drammaticamente l'uso dei combustibili fossili, ma allo stesso tempo pensare a un approccio diverso all'adattamento e teniamo a mente che non necessariamente tutte le opere a partire dal MOSE considerate fino adesso potranno reggere l'impatto dei cambiamenti climatici. La Rainbow Warrior attuale è la terza della serie. È una nave con 5 vele, progettata specificatamente per le attività di Greenpeace, dalle ricerche scientifiche alle dimostrazioni di protesta. Ha un equipaggio di una quindicina di persone e la possibilità di far atterrare un elicottero. Abbiamo deciso di iniziare da Venezia un tour con la nave diciamo iconica di Greenpeace Rainbow Warrior per fare delle attività di denuncia, di sensibilizzazione e di ricerca scientifica in un arco molto ampio che va praticamente dal delta del Po fino a Trieste, quindi per prendere tutta la parte nord dell'Adriatico, in particolare a Venezia, nell'area marina protetta di Miramare di fronte a Trieste, e ancora scenderemo nel parco del delta del Po. Nella zona veneziana, ma in tutto il litorale veneto, c'è grande attesa per l'inizio della stagione balneare che parte ufficialmente il 15 di maggio. L'assessore veneto Caner dice: i controlli di ARPAV evidenziano che le acque venete godono di ottima salute, pronti nel fine settimana al primo bagno di stagione. Infatti domenica, dicevamo, si apre la stagione balneare, temperature estive per questo fine settimana che certamente invoglieranno giovani, adulti e anziani a fare il primo bagno di stagione, o almeno la prima accapatina in spiaggia. La regione ci fa sapere che le acque del Veneto godono di ottima salute. C'è addirittura una pagina di ARPAV alla quale si può accedere per dare un'occhiata a come vanno i rilievi, quindi una stagione turistica davvero molto molto importante per il Veneto. Parliamo ancora di tempo libero, perché non sarà turismo ma si parla di umorismo a Marostica. 50 edizioni di Umoristi a Marostica, ormai è storia. Dal 14 maggio al 19 giugno inaugura al Castello Inferiore la storica mostra con opere da tutto il mondo, evento che regala a Marostica sempre più note internazionali. Lo vediamo insomma da tutti i paesi cui partecipano, dal Bangladesh, dal Myanmar. Quest'anno abbiamo avuto addirittura opere dal Myanmar, dall'Australia, tutta l'est asiatico, il Sud America. Non tutti possono dire di avere eventi simili. Concorso che solo quest'anno ha accolto 432 autori provenienti da 60 paesi, ma che ha coinvolto anche la comunità locale. Abbiamo deciso di coinvolgere le attività della nostra città, sia i negozi che i bar o comunque i ristoranti, chi voleva. Abbiamo chiesto loro di esporre delle cartoline, che sono 39 opere vincitrici di questi 50 anni, che abbiamo rappresentato appunto e raffigurato nelle cartoline, che saranno a disposizione in alcuni negozi. L'elenco dei negozi sarà esposto nella mostra appunto, e un visitatore della mostra potrà andare alla ricerca di queste cartoline, che non saranno qui in castello ma saranno appunto sparse in giro per la città. Potrà andare alla ricerca e collezionare queste cartoline. Un evento che coinvolge anche il commercio in città. Una caccia al tesoro, decisamente. E non finiscono qui le sorprese, presto la nascita di un nuovo sito museale. Abbiamo iniziato un percorso, quello dell'acquisizione tramite naturalmente donazione di tutte quelle che sono le opere del gruppo grafico e quindi delle mostre degli umoristi. Si tratta di più di 10.000 opere che troveranno finalmente una sede consona e soprattutto che verranno messe in sicurezza e disponibili per i posteri, nel senso che tutte le opere verranno catalogate, verranno scannerizzate, quindi verrà creato il formato digitale proprio per poterle conservare nel tempo e rendere accessibili a tutti. Chiudiamo con i ricordi di un Veneto d'adozione.
Una delle maggiori imprese sportive italiane non solo per il risultato ma anche per il contesto in cui avvenne il Cile degli anni 70 governato da un regime spietato. Lo sport che si mischia alla politica, al tema dei diritti umani e che rimanda strettamente all'attualità. La conquista della Coppa Davis nel 1976, protagonista indiscusso l'ormai trevigiano Adriano Panatta che al Teatro Comunale Mario del Monaco per l'anticipazione del docufilm che racconta quell'evento firmato dal produttore e regista Domenico Procacci ricorda le tensioni di quegli anni. L'Italia non voleva assolutamente che noi andassimo in Cile a giocare, visto che c'era un dittatore sanguinario come Pinochet. Una parte importante anche dell'Italia, perché erano anche un gruppo di intellettuali importanti, molto seguiti, come Dario Fo, Franca Rame, Domenico Modugno, adesso qualcuno forse me ne dimentico, però alla fine noi abbiamo insistito e siamo riusciti ad andare, perché il governo non ha mai deciso se noi dovessimo andare o non andare, alla fine siamo riusciti ad andare e abbiamo vinto. Penso che sia stata una cosa giusta. Panatta e Treviso, un legame sempre più solido. È diventata la mia seconda casa, la mia seconda città, e ci vivo bene e ci tenevo a fare un'anteprima questa proiezione con l'occasione. Adriano Panatta piace moltissimo alle ragazze, è vero ti piace moltissimo, sì o no? Si dicono di sì. No, non ho detto niente, penso di interpretare, non ho detto di sì. Ho detto noi facevamo la professione di tennisti professionisti, noi giocavamo a tennis, ci piaceva anche giocare a tennis, eravamo molto privilegiati. Sportivi e personaggi pubblici, oggi come allora, figure che non vanno tirate in mezzo o strumentalizzate neppure con una guerra in corso. Panatta ribadisce la sua ferma contrarietà all'esclusione degli atleti russi dalle competizioni internazionali. Penso che sia una decisione demenziale perché non bisogna mai colpire l'individuo e le persone, ma casomai colpire lo Stato che ha fatto questa cosa ignobile come ha fatto Putin. Prima di salutarvi vi confermiamo che è arrivato l'anticiclone africano, quindi la prima ondata di caldo del 2022, si arriverà in un periodo, ci fanno sapere gli esperti, molto breve a superare i 30 gradi. Già nelle scorse ore in molte zone del Veneto sono stati sfiorati i 30 gradi con 28-29 gradi, soprattutto nel Veneto centrale, una sensazione di caldo acuita dall'umidità piuttosto alta, quindi insomma siamo già in estate, l'estate quella vera deve ancora iniziare. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi qui nel nostro Focus TG. Ringraziamo Renzo Rigon per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le notizie dal Veneto, collegamenti, dirette, notizie, servizi già preparati, notizie al volo, perché qui ci arriva davvero di tutto da tutta la regione. Vi invitiamo a seguire il TG Bassano e il TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.